Siamo in collegamento con l'assessore della Regione Veneto al Turismo, Federico Caner. Buongiorno assessore, Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. con il quale parleremo degli effetti sul turismo di questa emergenza coronavirus. Assessore, lei ha qualche dato? Quali sono le domande principali che le stanno facendo tutti gli imprenditori del comparto turistico? Ma guardi, ovviamente gli imprenditori del comparto turistico sono fortemente preoccupati e li capisco perché ovviamente il calo che abbiamo è un calo importante, ovviamente internazionale, di turisti internazionali che adesso sono bloccati, non hanno nemmeno la possibilità di poter viaggiare perché i mezzi stessi sono bloccati e anche gli italiani, anche se in misura minore. Detto questo, però, noi siamo fiduciosi nel far ripartire subito questa stagione estiva. Ci stiamo attrezzando territorio per territorio, lo faremo anche con la provincia, con l'area diciamo, della provincia di Treviso tramite le nostre ASL di competenza per mettere in piedi anche dei protocolli di sicurezza sia nell'accoglienza del turista ma anche che tutelino gli operatori turistici e quindi gli albergatori o anche diciamo titolari di strutture extra alberghiere per ricevere i turisti. Quindi il messaggio è: sicuramente siamo in un momento di difficoltà, però in primis noi ci stiamo già muovendo per salvare le aziende. Al governo abbiamo chiesto di applicare quei 400 miliardi subito che devono arrivare come liquidità alle aziende, perché prima regola salvare le aziende e poi ripartire con la promozione. Perfetto, e che cosa consiglia a tutti gli operatori del turismo per farsi trovare pronti nel caso in cui nei mesi di luglio, di agosto o addirittura di settembre si possa partire con una parziale stagione turistica 2020 per l'estate? Ma consiglio loro appunto di non mollare la presa, di prepararsi, di preparare i loro spazi, i loro bed and breakfast, le loro strutture ricettive che siano extra alberghiere o alberghiere, perché siamo convinti che a maggio si possa ripartire. Noi come Regione Veneto un piano di ripartenza ce lo abbiamo, ovviamente non dipende da noi dire quando si potrà partire, perché lei capisce che c'è tutta una questione sanitaria importante, quindi avremo direttive dalle autorità sanitarie competenti, OMS, Ministero della Salute, però appena ci daranno il via e solo loro possono darlo a livello governativo, noi come Regione siamo pronti a sostenere anche le imprese. Abbiamo messo in piedi anche un fondo da 4 milioni di euro che però va a sommarsi a quello ministeriale, creando una leva finanziaria di aiuti pari a 400 milioni di euro solo per la Regione Veneto, dedicata proprio a tutti gli operatori turistici che vogliono fare investimenti o che hanno problemi sul circolante, quindi sulla liquidità delle aziende. Quindi questo sarà un prestito tramite i confidi garantito al 100% dalla Regione e dallo Stato. Oltre a questo provvedimento della Regione Veneto si dovrebbe aggiungere quello del bonus o buono vacanza da parte del governo. Ecco, voi cosa pensate in merito a questo? Ma noi pensiamo che questa sia una proposta positiva perché è arrivata anche dalla Regione Veneto tramite anche suggerimento delle categorie. L'unica differenza è che noi vogliamo un bonus vacanza più cospicuo. Siamo convinti che per le ragioni che dicevo prima, turisti internazionali fino probabilmente a settembre-ottobre difficilmente li vedremo, tranne qualche caso, quindi dovremo puntare molto sul mercato interno. Quindi diciamo che il dogma è l'hashtag è io faccio le vacanze in Veneto. Questo è quello che dobbiamo lanciare come messaggio, quindi invito tutti quelli che potranno, perché mi rendo conto che ci sono anche famiglie in difficoltà che non lo possono fare o gente che magari si è mangiata anche le ferie nei mesi scorsi, però quelli che possono farle di farle qua, utilizzare questo bonus vacanza che noi proponiamo essere almeno di 250 euro a persona e non 500 euro a famiglia come invece propone il Ministro, e questo penso sia fondamentale se non altro per cominciare a far ripartire il turismo interno, che tra l'altro per le nostre zone, in particolare provincia di Treviso o l'area del quartiere del Piave, diciamo, era già abbastanza cospicuo il turismo domestico interno. Ecco, in conclusione, come cambierà quindi l'approccio degli italiani, anche concentrandoci nella nostra area dell'Alta Marca Trevigiana, l'area di QDP News?
Beh, ovvio che il turismo, dopo questa crisi il modo di fare turismo cambierà, tutti i paradigmi sociali cambieranno, il tema della sicurezza e dell'igiene sarà fondamentale. Io credo che su questo dovremo giocarcela perché come regione siamo all'avanguardia ed è riconosciuto a livello internazionale e quindi penso che anche le strutture nostre sul territorio, in particolare quelle del quartiere del Piave, quindi caratterizzate per esempio da un turismo anche di aria aperta, penso all'agriturismo, ai percorsi sul territorio, ma anche le stesse cantine si potranno organizzare con il cosiddetto distanziamento sociale, quindi provvedere a capire che il turista che arriverà prossimamente avrà delle esigenze diverse e noi dovremo essere preparati come territorio a farlo. Quindi invito anche gli operatori del territorio a mettersi in contatto con l'ASL 2 di Treviso per redigere anche dei protocolli di sicurezza anche specifici per il territorio. Prima citavo per esempio il turismo enogastronomico all'interno delle cantine, è ovvio che ci vuole un protocollo che metta in sicurezza sia il turista ma anche gli operatori e quindi le visite che vengono fatte sul nostro territorio devono tener conto di dove si va, che sia una cantina, che sia una passeggiata per esempio all'aperto è diverso, che sia un agriturismo dove magari si mangia all'aperto è più facile perché c'è un distanziamento dei tavoli, insomma mettere insieme un protocollo che ci permetta di fare turismo in sicurezza. Perfetto, noi la ringraziamo, le auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Grazie e buon lavoro anche a voi.